Ed eccolo qui, l'ospite della domenica, Pino Insegno. Grazie Michele, grazie a te. Una gioia di vederti, No. ma veramente enorme, enorme. Soprattutto essere a un TG da vivi, è bellissimo. Grazie. È bellissimo. Pino Insegno sarà oggi pomeriggio alle 18 al Teatro ABC con Finché morte non ci separi, insieme a Alessia Navarro. Assolutamente. E poi ancora l'8, il 9 e il 10, sempre a Catania, all'ABC. Ci vieni spesso a Catania, che rapporto hai? Catania, ho un rapporto meraviglioso, vedi che già mi viene un po' la calata. Mi piace tanto, anche quando, ecco, la prossima settimana, prima dell'ABC, saremo ad Augusta, saremo a Ragusa, ma io faccio poi base a Catania. Finché posso muovermi, non è che il resto della gira è una meraviglia. Meraviglia, no? No, dove vai, a me mi è piaciuto pure Termini Imerese, va benissimo tutto. E come no? Ci mi piace la gente e che si mangia poco, questo è. Come poco? Poco, male, sì. Non c'è, anche ecco. se chiedi un cornetto semplice dentro c'è anche il cameriere, per cui... Questa è la vita in Sicilia, che la gente ti vuole bene a prescindere. Finché morte non ci separi, Sì. è una frase impegnativa, importantissima. Sì, il titolo poi anche originale è Imparare ad amarsi, perché le musiche sono di Tony Bungaro, Antonio Fresa. Senti, vediamo qualche immagine mentre... Ma hai rubato le immagini, vai. Qualche immagine Sì. di Imparare ad amarsi finché morte non ci separi. Vediamo un po' se c'è qualche immagine. Intanto, eccoli. Allora, attenzione, questa signora di spalle è proprio Alessia Navarro, che insieme con Pino... Sì, da 14 anni. In questo spettacolo Nella vita è tua moglie. Lei è una donna, è un'attrice straordinaria. Io la prendo in prestito ogni tanto perché lei è molto seguita nel teatro, tipo Eliseo Quirino, eccetera, fa dei personaggi importanti. La prendo in prestito perché è una donna pazzesca, cioè con lei mi posso permettere in scena di uscire perché lei difende bene, un bel centrocampo, Oriali a centrocampo, tu ti puoi permettere di attaccare e non tornare. Questa è una commedia è brillante, bellissima. L'idea bellissima di questa commedia, che è tratta da un'idea francese, è che siamo in due in scena, ma ci sono altri 12 personaggi che non ci sono, ma sono così visibili, non con voce fuori campo, eccetera, che la gente applaude al colpo di scena di entrate che non ci sono. Che non ci sono. Per cui tu pensa com'è costruito bene lo spettacolo. Poi la Sicilia, sai meglio di me, non è un posto facile, la gente ti guarda prima, 5 minuti, fa risatina, 10 minuti, tenta un applauso, se l'hai convinta, dal 15° minuto in poi è tua e non la perdi più. L'hai conquistata. Sì, no, ma sono molto attenti, la Sicilia è molto... Gusti elevati naturalmente, Sì. Ma finché morte non ci separi, mi hai detto una cosa del genere, è una cosa impegnativa. Sì, no, lo dici al prete quando succede... Poi se lo pensi davvero, sperando che la morte non riguardi nessuno dei due, o non te in qualche modo. È vero. Chiedo scusa. No, poi noi abbiamo 2 figli di 7 e 2 anni e mezzo. Che bello. Sì, soltanto che quando mi incontrano quello di 2 anni e mezzo dico, carino, vino il nipotino? No, lì diventa un po' duro. Ma come si permette? Lo so, però cioè, l'idea c'è, l'età pure. Ma tu che padre sei? Ma sono molto presente, nel senso che anche se faccio molto tardi la sera tante volte, io la mattina accompagniamo a scuola, cioè ci sono, vado a prendere. Sai, facciamo un mestiere da liberi professionisti, per cui cerchiamo di andare in giro il meno possibile. Ecco, questa è un'occasione rarissima che stiamo fuori 3 giorni insieme. Ringraziando il cielo c'ho mia suocera che ce l'ha da mia. Me l'ha fatta molto presto Alessia, anche se Alessia ha 42 anni, è giovane. E una bravissima donna che ci segue, che ci aiuta. Come ti ha conquistato? Alessia, lei mi ha conquistato con la grande professionalità, grande presenza. Io ho strutturato l'amore con lei. Normalmente uno arriva e dice ti amo subito e poi vai a destrutturare un amore. Invece con lei è in crescita. Già la prima volta che io ho messo un pezzo degli Alunni del Sole all'inizio quando ci conoscevamo e lei lo cantava, dico tu conosci gli Alunni del Sole, cioè. Che bello. Poi, com'era come facevi? Sì, e mi manchi tanto, sì, o Liu si stendeva. Roba generazionali. Roba nostra. Roba Tu che ne sai di sta roba? Poi sono un collezionista di colonne sonore, mentre ci baciavamo io ho messo una colonna sonora dell'Amante, lei mi fa bella, Gabriel Yared, io ho detto no, ti amo. Manca solo che mi dici guardiamoci Mete Tempestosi, a quel punto ti sposo adesso. Fantastico. Per cui ho trovato, siamo all'opposto su tutto. Su tutto. Cioè, facciamo degli esempi? Per esempio, lei è un segno d'aria, io un segno di terra, lei è della Roma, io della Lazio. Lei è celiaca, io sono carboidratico. Tutto, tutto. Lei piace viaggiare, è antropologa, laureata col massimo, io diplomato col minimo.
Io se esco dal quartiere impazzisco, lei invece ha vissuto in Messico da sola a 18 anni. Caspita, è proprio gli opposti che si uniscono. Sì, perché poi se tu cominci ad amare le cose che non amavi o che non conoscevi e viceversa, insomma, ci sono dei contrasti importanti, insomma, la vita insieme non è una cosa facile, anche perché noi condividiamo essere marito e moglie, genitori, colleghi. È complicato, hai capito, Michele? Qual è la cosa più difficile secondo te? Ma è genitori, essere genitori. È difficile. Tu cosa vorresti ai tuoi figli? Cosa insegni in particolare? Meno male Pino che insegna. Esatto. Cos'è che insegni? No, io sono troppo il good cop, sai che c'è il buon poliziotto e il cattivo poliziotto. Ah, ecco. Noi maschietti io vengo un po' come papà, mamma strillava, mi diceva perché sta ragazzina sì, alla scuola? vabbè, però... Dille qualcosa pure tu, e papà arrivava e rideva. Io diciamo che sono come mio padre. Sei così, eh? Sì, non vedo, per me ha ragione lui, noi professori. Cioè, sono a favore troppo. E Alessia si arrabbiano un poco con me per questo e dice no, fate sentire, se no tu sei maga. Perché invece Alessia che madre Alessia è una madre pazzesca. Lei mi ha insegnato anche a educare i miei primi 2 figli, perché abbiamo cresciuto anche quelli. Per cui E siete una famiglia allargata oppure siete un po'... No, hanno vissuto con noi tranquillamente. Adesso il grande ha 24 anni, fa la sua vita, anche se siamo presenti. L'altro 18 anni fa ancora un po' avanti e indietro, però sì, siamo sereni da questo. 4 maschi. 4 maschi, eh? Cioè, devo adottare una femmina, devo fare una cosa. Chi mi accompagna a me al parco giochi quando sarò grande, cioè fra poco? Quando sarò grande non è male. Capito? No, sì, ancora fantastico. No. Senti, proviamo a vedere invece un altro filmato. Questo qui ce l'abbiamo anche con audio e video, che vediamo qual è. 58 sfumature di Pino o 60 sfumature del grigio. Vediamo se ce l'abbiamo. Il secondo filmato. Che poi, Signore e signori, buonasera, benvenuti allo spettacolo 58 sfumature di Pino! La spettacolo! 2 amici parlando del più e del meno, uno dice all'altro: lo sai, ieri ho fatto l'amore con tua moglie per 3 ore di fila. Ma dai, io invece ho fatto 3 ore di fila per fare l'amore con tua moglie. Il doppiaggio era difficile perché voi immaginate 10-12 persone alle 11 meno un quarto di mattina a girare intorno a un microfono e godere. Ah no, oh sì, oh dai, oh, no, no. È bello avere una donna dentro casa, una rondine indifesa che hai preso sotto a tetto. Su YouTube il Titanic sarebbe così. Rose, lo vedi l'oceano? Sì! Beata te. Rose, lo senti il vento? Sì, ma si chiama così! Eccoci qua in studio con Federico Perrotta. Sì, da questo poi è nato anche un libro che è uscito 1 mese e mezzo fa per Giunti, che La vita non è un film. Bello perché è un libro e audiolibro insieme, è la prima volta che si fa un'operazione del genere, anche perché io, essendo ormai conosciuto come voce, non potevo mancare da questo appuntamento. Perché 58 sfumature? Perché avevo 58 ce quel periodo, adesso ce n'ho qualcuno in più. Ma non si vedono, vero Michele? No, assolutamente, sei sempre il solito ragazzo dei nostri Sei un grande tempi. Giornalista, mi piacciono le bugie dette col sorriso. Senti, ma hai imparato poi ad amare? Cioè, quando dici... No, non è difficile. No, io amo perché amo, ma imparare ad amare è veramente complesso. Stare insieme, io l'ho scoperto come si fa, perché pensa alla Premiata Ditta, siamo tuttora amici e siamo durati 32 anni. Caspita, per cui anche quello è un rapporto, poi siamo arrivati al climax della nostra vita, abbiamo deciso di continuare le nostre strade in un altro modo, ma con grande amicizia, ogni tanto lavoriamo insieme, e anche lì è imparare ad amare. Perché sai, cambiare quotidianamente un'amicizia, una donna, eccetera, non ci vuole niente. Io, come dice mia moglie, certe volte parlo e le persone dicono: sì, ti prego Pino, parlami ancora. Dillo a mia moglie, che invece mi dice: amore, abbassa sta cavolo di voce, non si può sentire. Oppure dice: Pino, tu al buio sei chiunque, poi accendo la luce e sei tu, capisci? Caspita. Capito? Dai, allora, è bello che facciamo un po' di voci, dai. No, ma sai, io ne ho fatti più di 400 di film, continuo a doppiare e vado da Sacha Baron Cohen, quest'attore comico, da Borat, che bello stare qui con Cucuzzo, è una bella persona. O Will Ferrell, oppure Viggo Mortensen, dal Signore degli Anelli, fino a Green Book, che è un film che ho utilizzato
la calata siciliana catanese, perché è più giusta nei film quando devi far vedere un idolo americano che è siciliano, è il catanese, con tutto il rispetto, senza scendere troppo nella parlata giusta, però lui aveva questo modo di parlare, un italiano sporco con l'americano, per cui bisognava dargli quell'anima, e lui ci ha ringraziato di questo, dice il doppiaggio in Italia è stato meraviglioso. Io l'ho visto in originale e lui ogni tanto dice delle cose male, perché male, dice io travaglio, e deve parlare in quella maniera, insomma, per cui lui tu gli hai dato questa... Sì, quell'anima italiana, siciliana che aveva lui. Che di questo personaggio straordinario con questo legame meraviglioso. Bellissimo, il film sembra diretto da Frank Capra. Proprio. È vero, è un film bellissimo. Bellissimo, ecco, se devi far vedere qualcosa ai ragazzi a scuola e fargli capire che cos'è la diversità, il nero, il bianco, cioè, fai vedere un film del genere, perché capisci che non deve essere così. Cioè, tu pensa quanto hanno sofferto e quanto soffrono tuttora. Il Green Book poi è il libricino dove i neri dovevano sapere dove andare a fare pipì, dove andare a dormire, dove andare a mangiare. Quello era un grandissimo piano concertista, eccetera, famoso e conosciuto e realmente esistito. Suonava in quel grande albergo, ma poteva dormire a 20 miglia da lì e non poteva mangiare in quell'albergo. Tu pensa, sarebbe bene che conoscessimo storie come queste per forse allargarci un po' la mente, no? Speriamo. Come Senti, altre esperienze belle tue di attore al cinema? Ma sai, il cinema io ho fatto poco, ho fatto dei film che vanno per la serie I dimenticabili di Rete 4, per cui ho deciso di, sai, come doppiatore riesci a fare dei film dove la gente ti incontra e fa cavolo, tu sei Django, tu sei Aragorn, tu sei... Per cui andare a fare 5 pose e far Sacrestana a Don Matteo, dico per dire, non niente. Ti va, nemmeno vale la pena. No, ma poi il cinema mi piacerebbe, faccio delle web series importanti, però stai 6 ore in camerino e 10 minuti sul set. 3 ore in camerino e 1 minuto sul set. Mastroianni diceva che essere un bravo attore significa sapere aspettare moltissimo. Esatto, come Lorenzo Rio dicevo, prendo $1 milione di film, ma per le pause. Non per quello che giro, quando giro è gratis. È gratis, bellissimo. Per cui mi piace molto di più il film finito e vivere un'avventura che magari non potrei mai vivere, perché insomma non potrei mai essere Muhammad Ali o il re degli uomini. Ma come si fa per doppiare? Adesso va bene, tu dici che... No, ma è una cosa complicata ed è l'unico ambiente meritocratico insieme al teatro, cioè lì non ci sono scorciatoie, nel senso o sei bravo o sei bravo. Se perdi un provino tu lo vince un altro bravo. Caspita. Per cui, sai, stare davanti a un leggio con un copione la prima volta in vita tua alle 9 di mattina. E vedi lui? Sì, pezzi di film, lui. Sì, no, lui, in questo caso lui. Il film gira a piccole scene, il direttore ti dice... il provino così? No, vai subito. È un intagliamento come un diamante, perché c'è il direttore di doppiaggio, il fonico, l'assistente per i sync, e tu lì in scena. Per cui io c'hai la dizione, recitazione e impostazione della voce perfetta, o non puoi farlo. E tu come te lo sei fatto? Piano piano, ho cominciato 42 anni fa con i film a luce rossa, con quelli ho cominciato. La scuola seria, Ma non c'era altro, sai, c'era quello oppure il cinema, non c'erano VHS, non c'era televisioni private, per cui era d'appannaggio di quei pochi grandi attori doppiatori, non erano molti. Però c'era anche l'altro cinema che andava doppiato e abbiamo cominciato ansimando, insomma. Ansimando? 9 ore al giorno, godere senza un motivo, ma Michele. Poi dice che la voce... No, svieni, perché vai in iperventilazione del cervello. Sì, Dopo un minuto che tu, noi film d'azione, doppiamo 1 minuto la scena d'azione, perché fare... Maledetto! Dopo 30 secondi fai così. Non ce la fai più. Perché non lo stai vivendo davvero. E ansimare è ancora peggio. Invece lì non ne fregava niente, magari dovevi ansimare per un quarto d'ora, che poi non si dura così tanto, è finzione quella, no? Si sa, insomma, la realtà non è quella. E tuttavia? E tuttavia dovevamo fare quello, si guadagnava bene, poi piano piano negli anni '80 sono arrivate le prime soap opera, Sentieri, La Valle dei Pini, La Valle dei Pini sono la doppiavo io, non la potevo doppiare nessuno, General Hospital, Falcon Crest, tante cose, e allora serviva manovalanza giovane. Ecco. Siamo entrati all'interno una buona annata di attori come me, Luca Ward, Pannofino, eccetera. Beh, fantastico. E molti di noi siamo cresciuti fino ad oggi, ma insomma c'era la possibilità di crescere. Ti ripeto, è bello come ambiente, sia quello del teatro, e questo perché non ci sono reality, non ci sono scorciatoie. Poi sta con la donna più bella del mondo, se la porti non lavora. Non vuol dire nulla. No, l'uomo più bello del mondo non è quello. Lì devi saperlo fare. Poi è possibile farlo, perché se ci sono riuscito io,
che come dico nel libro non sono un figlio d'arte, sono un figlio d'altri, per cui... Però contemporaneamente avevi questa vena comica tu insieme. Sì, sì, no, io ho sempre mantenuto, però ho sempre fatto l'attore, cioè all'inizio addirittura ho dovuto doppiare sotto falso nome Keanu Reeves all'inizio, perché Pino Insegno per Cecchi Cori era un attore comico, non poteva doppiare Belli e Dannati, che era un film drammatico. Com'era Keanu Reeves, come faceva? No, lì ero più leggero, avevo 25 anni, sì, Belli e Dannati. E l'ho fatto il provino come Mario Persichetti. E Mario Persichetti, che gli è andato a E ho vinto. E allora poi gli hanno detto, guarda che era Pino. Ma lo stesso il Signore degli Anelli, all'inizio i Tolkieniani, no? Pino Insegno è un comico, non può doppiare il Re degli Uomini. Ho fatto, ma perché no? Se mi ha scelto Peter Jackson e Viggo Mortensen. Insomma, sono state tante... Perché un conto è un attore comico che fa il caratterista. Se uno parla, allora va bene, fa il caratterista. Ma un attore comico è un attore. E soprattutto conosce bene la realtà, perché per far ridere la devi superare di un po', e allora fai sorridere. Per cui devi conoscere bene la realtà. Per cui è più facile per un attore comico asciugare e fare qualcosa di drammatico. Capito? Per cui molti attori, infatti, comici, sono diventati degli attori drammatici. Guarda Alberto Sordi che fa un borghese piccolo piccolo. E fino a un minuto prima magari c'era un americano a Roma o faceva Tutti dentro, eccetera. Sono cose più facili perché riesci ad asciugare e a vivere internamente quel problema. Per cui è stato un combattimento importante. E poi, insomma... Poi, la prima della ditta? Prima della ditta è sempre viva nel cuore, nel senso io e Roberto, fino a prima della pandemia, Ciufoli, abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto Vieni avanti cretino, che era la storia dell'avanspettacolo, con l'orchestra, eccetera. Bellissimo. Con Francesca, che è l'unica che gli piace ancora rimanere dietro le quinte. Francesca Draghetti gli piace dirigere al doppiaggio, scrivere per il teatro, per cui ci incontriamo nelle sale di doppiaggio. Tiziana è rimasta più o meno quello che era, Tiziana Foschi, sempre divertita e divertente. Quindi vi ritrovate? Sì, ma noi siamo amici da bambini, cioè, che bella Michele, siamo arrivati a un compimento. Volevamo lasciare un buon ricordo nelle persone, per cui dopo 30 anni... Penso proprio che abbiamo lasciato capitato un pezzetto di storia televisiva e teatrale, e va bene così. Senti, invece con Alessia com'è andata? Ora stiamo con gli avvocati, per cui dovremmo risolvere la questione a breve. Insomma. No, dobbiamo chiudere il tournée prima. Buciardo! No, bene, bene. Con tutti i problemi della coppia, perché siamo normali, cioè... A me quando la gente mi incontra per la strada dice ti dispiace se facciamo una foto? Ho fatto guarda mi dispiacerà il giorno che non me lo chiederai più, perché secondo me la normalità è quella. È quella. Ma no, ma io ti volevo chiedere com'è che vi siete conosciuti? Sì. Lei era venuta a vedere un saggio di un'accademia che io avevo gratuita d'arte e si era seduta sul mio cappotto. Io mi giro, faccio così, anzi lei era entrata al buio perché non mi sopportava. Devo dire che ha mantenuto questa sensazione. Per cui io mi giro, la vedo e vedo questa ragazza molto francese e dico, fai l'attrice? Ma non ci stavo provando. Io e mio fratello Claudio Insegno, che è bravissimo regista, attore, cercavamo una ragazza che facesse la protagonista del nostro spettacolo teatrale. Cercavamo una ragazza che potesse essere mia figlia e la mia amante. E lei era perfetta come idea. Per cui gli abbiamo fatto un provino, anche se lei ha chiamato subito la madre e dice non sapi, non segno, mo ci proverà sicuramente. C'ho la sede, c'ho sta nomina in giro, ma non è così. No, non è così, Michele. Non è così, non posso parlare, siamo al TG, Michele, per favore. Vabbè. E lì abbiamo fatto il provino, è andata molto bene perché era incosciente della sua comicità. E a noi ci serviva una persona proprio così. L'abbiamo presa e piano piano è andato strutturandosi il rapporto con lei fino a che gli ho chiesto di stare insieme e mi ha convinto quel giorno che ha ascoltato Gli alunni del sole, Gabrieliani, che bello. Ha recitato una poesia di Edgar Allan Poe, gli ho fatto un provino a casa, insomma, praticamente. Abbiamo fatto tutto meno che quello che dovevamo fare. Poi è venuto a vivere con me, sapeva perfettamente che avevo già 2 figli, perché poi non erano neanche grandi, avevano 3 anni e 8 anni, per cui si è imbarcata in questa famiglia grande, lei aveva 29 anni, ma già molto matura. Lei è una donna di 72 anni in realtà. Lei sta avanti, noi rimaniamo bambini per sempre e da lì in poi insomma è stato un bellissimo percorso, non facile perché insomma sono stati dei problemi non indifferenti, sai, superare una famiglia non tua eccetera eccetera, non è stato facile, lei ha subito parecchio nel senso buono del termine, ha dovuto tirare proprio integrare insomma cose, non è stato facile, ma è stata straordinaria. Ma lei cosa che ti ha affascinato, che ti ha fatto innamorare tra le tante cose? No, è molto bella ed è sintetica perché è piccolina,
perché è un bonsai, ma è molto bella, molto brava e soprattutto ti dà l'idea di non averla tutti i giorni, nel senso non sei sicuro di possederla tutti i giorni, come se dovessi riconquistarla, ed è quello che serve a noi maschietti, soprattutto a noi maschietti che siamo una certa realtà, la gente ti ferma, ti saluta, autografa, per cui ti senti pure certe volte pure troppo rispetto a quello che... un po' di tono. E lei invece abbassa le penne. E questa è una cosa molto bella, cioè ti dice quando non va bene con grande sincerità. Ma gli spettacoli scegliete insieme? Come Ma in questo caso sì, l'abbiamo scelto insieme perché ci ha chiamato Siddhartha Prestinari, la regista, ha detto c'è un testo per voi che poi abbiamo riadattato, che è questo qua. Se no lavoriamo separati, come io faccio 60 sfumature del grigio, lei fa Frida Kahlo al Quirino. Caspita. O fa Follia all'Eliseo. Insomma, si muove su altri campi e poi ogni tanto ci incrociamo, almeno ogni tanto siamo liberi, perché sennò è un macello. Che tipo che sei? No, liberi nel senso buono del termine, perché facciamo le cene di compagnia, siamo sempre io e lei. Ma lei te l'avrà detto qualche volta, quando avrai imparato ad amare? Esatto, ma solo quando avrai imparato a parlare, a comportarti, mi dice. Cioè, sì? È la mia psicologa, sì. Bello lei è proprio avanti su tutto. Cerco sempre cioè lei sta lì e ti... Ma lei, capito, questa ha studiato veramente, per cui le conversazioni finiscono con un baffa da parte mia nei suoi confronti, quando non è più... Perché non ne puoi più... Non c'è più argomenti, c'ha ragione lei, già... Finisce là, dai, basta Alessia, però vedrai, se vieni in scena a vederci capirai la bravura. Sai, è sempre difficile parlare della propria moglie o dei propri figli, perché sembra sempre che tu perori una causa personale. E invece poi ti accorgi che quando vengono a teatro vanno da lei a fare i complimenti, non vengono da me. Cioè da me lo danno quasi per scontato ma rimangono stupiti di questa persona non conosciuta, ma così brava. Caspita. Lei è anche così bella e così brava, ma purtroppo sai i provini che fanno per le fiction, eccetera, arrivi sempre secondo, terzo, anche se sei arrivato prima. Ma questo è un argomento che lasciamolo andare. Però lei mi convince molto perché è veramente brava. Cioè, brava. Fra me e lei, la vera attrice è lei. No, ma è così. No, io sono bravo, un bravissimo artigiano. Sono bravo, per carità. C'ho il mio perché, poi so bello, è quello. È quello il dato fondamentale. Io rappresento il sex symbol italiano, si sa. Tu l'hai sempre saputo. Sì, è vero, io l'ho sempre Non l'hai mai nascosto. No, perché... C'è dell'ironia nella tua voce. Avete già dei progetti... Un altro figlio? No, scherzo! Davvero? Sto scherzando! Che bello! Sei lei pazzo. lo sa? Sei un pazzo! No, sei un pazzo! Sto scherzando, bisogna dirlo. Non lo so. I progetti dovrebbe essere il seguito di questo, poi lei sta in scena come Pietra Paziente, che è sull'Afghanistan, sulla condizione delle donne afghane. Caspita, un testo di Atik Rahimi, bellissimo, che ha vinto candidato all'Oscar, il film, il libro, ed è un testo che ha vinto anche il premio per la Regione Lazio, per cui l'ha messo già in scena ed è fortissimo. Quindi ha veramente un super, lei è super lavoro, sì, impegno è strutturata. E tu poi magari riesci a immaginare una prossima commedia insieme? Sì, credo il seguito di questo, perché è andato così bene che il Palmade, cioè l'autore francese, aveva scritto altri 2 spettacoli sulla coppia, e allora quest'altro spettacolo abbiamo visto che si può fondere riscrivendolo, perché i francesi si accontentano, sono bravissimi, ma si accontentano della piccola idea. Invece sono bravissimi, c'è sempre questa diatriba con la Francia, no? Certo, le donne però sono molto razionali, meno... Sì, esatto, un po' meno fantasiosi, però sono bravi, bisogna dire la verità, sono veramente bravi. E allora stiamo riadattando questo seguito di Imparare ad amarsi. Bene, in bocca al lupo per tutto, complimenti, carissimi saluti ad Alessia. Grazie Michele. Ci vediamo quindi questa sera alle 18 a Catania, al Teatro ABC, e se no poi ancora successivamente... 7, 8, 9 e 10 all'ABC. All'ABC. E poi il 7 e l'8, il 6 e il 7 saremo a Ragusa e Augusta. Stiamo tutta la settimana in Sicilia, la prossima settimana. Torniamo così. Fino in segno, grazie Michele mille. Cucuzza. Grazie. Ciao.